Si alza il sipario sull'edizione 2015 del Festival di Sanremo. La kermesse canora che segna il ritorno della storica coppia Albana e Romina Power ha già un vincitore, o meglio dei vincitori. Il trio Il Volo, guidato dal narese Piero Barone, è favorito con quota stabile a 2,50 dai quotisti SNAI. Si allontana di poco Lorenzo Fragola con Siamo uguali, che passa da 4,50 a 5. Anche questo giovane ragazzo, che ha vinto l'ultima edizione di X Factor, è siciliano, precisamente di Catania. Quindi i tre tenorini, questo è il nomignolo con cui sono salite alla ribalta, partono con i favori del pronostico. Il trio parteciperà al Festival di Sanremo con il brano Grande Amore, a quanto pare proposto e rifiutato in passato da Orietta Berti, come da lei dichiarato, alla vita in diretta. In Grande Amore si racconta l'amore vissuto da ventenni, è una canzone che unisce pop e canto classico ma non è lirica, riflette lo stile che appartiene al gruppo e che in Italia si sente molto poco. C'è un altro pezzo di Sicilia da questa sera al Teatro Ariston di Sanremo. Lei si chiama Sciadè Mangiaracina, è di Castelvetrano e in coppia con Amara. Sarà nelle nuove proposte del festival con il brano che si intitola Credo. L'abbiamo sentita. Grandissime emozioni. Noi fra l'altro ci diranno oggi se suoniamo domani o dopodomani in realtà, perché stanno facendo ancora le accoppiate di tutti i giovani. E quindi tra poco, per ora sono tutti riuniti lì, ci diranno tra poco l'orario e insomma il giorno preciso, se è domani sera o dopodomani sera. Stasera invece iniziano i big e non vedo l'ora di andare lì all'Ariston e vederli dal vivo, così, un'emozione che penso non dimenticherò mai. Per te questa è la prima vetrina di una certa importanza, anche se il tuo palmares è molto ricco, tu hai avuto moltissime esperienze malgrado sei ancora così giovane. Però Sanremo è Sanremo, come si suol dire. Eh sì, Sanremo è Sanremo, guarda, infatti è la prima volta intanto che vengo qua in occasione del festival. Ero stata altre volte, per esempio con Simona Molinari in occasione del premio Tenco, e devo dire che è veramente tutto come lo vedi in televisione, pazzesco, cioè tu arrivi davanti l'Ariston e vedi tantissima gente lì che si accalca perché vuole fare le foto con i cantanti, è veramente un'esperienza pazzesca, guarda. Tu sei in coppia con Amara, il brano si chiama Credo. Cosa credi tu? Io credo e spero che la canzone piaccia insomma a tutti, ma di questo sono quasi convinta perché è veramente profonda e poi è una sorta di preghiera che lei ha scritto, una preghiera all'amore, una preghiera alla vita. È un testo che secondo me può unire tanta gente. Credo alle avversità del tempo che ci rende grandi,